Mi presento rapidamente, sono Michele, vengo da Faenza, in provincia di Ravenna, ho 36 anni, molti di più lo so, sono educatore, ho studiato a Bologna Scienze dell'Educazione, formatore, sono sposato con una ragazza che ho conosciuto in Burkina Faso durante un viaggio di missione con Manitese, con l'associazione che forse voi conoscerete, lei si chiama Jeannette, abbiamo due bambini, Eleonora che ha 8 anni e Francesco che ha 4 anni e mezzo. E ora Jeannette vive qua in Italia da 10 anni, anche se ogni anno praticamente ritorniamo sempre nella nostra amata terra rossa del Burkina Faso dove seguiamo tantissimi progetti e dove abbiamo accompagnato più di 170 ragazzi. Come quest'oggi avevo l'ultimo di un percorso di incontri, di formazione con un gruppo di ragazzi che accompagnava in Africa fra 15 giorni. E parto appunto il 15 di dicembre. Sono stato su tante volte, 16 volte, da quando a 18 anni sono partito per la prima volta subito dopo la fine delle scuole superiori, un po' per curiosità, volevo scoprire l'Africa ancora senza grande consapevolezza delle dinamiche politiche, geopolitiche, ma con la curiosità di conoscere, scoprire, toccare, condividere con mano, oltre un pochettino quello che sono, diciamo, i viaggi organizzati, no? Di pluri, le bolle, diciamo, ultra protette in cui ci spediscono e che non permettono di entrare in contatto con la popolazione. E un po' oltre quello che è l'immagine tragica che la TV ci trasmette di un'Africa solo dolente, capace soltanto di piangere, insomma, per guerre, fame e tragedie che ci sono. Però devo dire che dall'altra parte sicuramente ci sono questi problemi, ma io, insomma, sono 16 volte in Burkina, in Benin, in Togo, in Mali, soprattutto in Burkina, devo dire che c'è anche un'altra Africa che io ho toccato con mano, che sto scoprendo sempre più, ed è un'Africa che è capace di rimboccarsi le maniche, nonostante tutto di andare avanti, di realizzare dei progetti importanti, capaci di risultati straordinari. Quando penso ad esempio al movimento dei NAM nel nord del Burkina Faso, i NAM sono un movimento straordinario, con più di 600.000 persone, è il più grande movimento contadino dell'Africa, terzo al mondo dopo Via Campesina in Messico e i Senterra in Brasile. Ecco, sono capaci, per intenderci, di fermare il deserto del Sahara, che vi assicuro io si fa dare da voi. Quando io mi sono trovato la prima volta faccia a faccia con i suoi 2,5 milioni di anni, no, io ne avevo 20, da che piacere, Michele, e mi sono reso conto, insomma, di che cosa significa. Ecco, loro però sono stati capaci di arrestare quell'avanzata che si definiva come inesorabile, no, del deserto, e addirittura attraverso una serie di azioni importanti, no, farlo ritornare indietro. E quindi il coinvolgimento, la partecipazione della popolazione è stata la chiave di volta che sta permette questi importanti cambiamenti nel sud del mondo, ma io aggiungo non solo nel sud, anche nel nord. Ora io sono invitato qui a presentare un libro, ma effettivamente devo dire che ho cercato nel corso di questi anni, 15 anni circa, di portare avanti in parallelo all'azione di solidarietà che con Manitese noi realizziamo nel sud del mondo, in Burkina Faso soprattutto. Noi abbiamo fatto, io ho seguito direttamente, progetti in oltre 40 villaggi con una media di 4-5 mila persone, significa più di 150.000 persone che non avranno mai più fame, mai più, perché producono ciò di cui hanno bisogno. Quindi non progetti assistenzialistici, ma insomma che promuovono autonomia, no? E dignità. E non hanno più fame, che possono mandare i figli a scuola, possono curarsi, hanno acqua potabile perché abbiamo realizzato pozzi in tutti questi villaggi, e progetti di orticoltura, di allevamento, soprattutto una serie di azioni che hanno davvero cambiato la vita, ridato speranza e dignità a centinaia di migliaia di persone. E quindi dobbiamo avere un'esperienza straordinaria. Io sono viziato, sono fortunatissimo, devo dire. Non ho molto da chiedere, sono già a posto così, sono un pessimo esempio di consumista, si direbbe, no? Perché per esempio quando compio gli anni non so mai cosa farmi regalare, è un problema terribile questo. E esco di casa la mattina come un re, lasciando talvolta il bigliettino ai miei bimbi e a mia moglie: tenete pulito il castello, oppure tipo buongiorno principino, principessa, regina, perché effettivamente io non so più cosa chiedere, devo dire, se no la salute, non ho altre idee. È stata un'esperienza straordinaria che ho scelto di condividere con tante persone. Diciamo, degli ultimi 15 anni davvero non getterei nulla di tutte queste esperienze, di tutto quello che ho potuto scoprire dell'Africa, persone stupende, movimenti, associazioni, in realtà anche i problemi tanti. Diciamo, il Burkina Faso è il terzo paese più povero del mondo, è impossibile nascondere la povertà in Burkina, cioè, ci sono 45 anni di speranza di vita alla nascita, quindi 3 in meno della media, già terribile, del continente africano, insomma contro i nostri 82, tanto per capirci.
una mortalità infantile 100 volte più alta, un potere d'acquisto in rapportato al reddito medico è 54 volte inferiore al nostro, quindi se si dice da noi che si fatica ad arrivare a fine del mese, dividete per 54, vuol dire che loro non arrivano neanche al pranzo del primo giorno del mese, d'accordo? Il rapporto con potere d'acquisto. Ciò nonostante, devo dire, esiste, probabilmente perché è possibile anche realizzare forme di economia non monetarie e quindi non risultano dalle statistiche ufficiali, però esistono sistemi capaci attraverso una rete di relazioni di sopperire anche a queste tragiche carenze realizzando importanti progetti di progressi per la qualità della vita delle persone, d'accordo? Serge Latouche nel libro L'altra Africa, meraviglioso, che vi consiglio, che racconta la storia ad esempio di questi gruppi di donne a Dakar, nel quartiere di Grand Diouf, donne che attraverso il sistema del microcredito delle tontine sono riuscite a realizzare alloggi per un valore equivalente in termini monetari superiore a quello che è stato l'intero investimento dello Stato Senegal per tutta la nazione. Stiamo parlando di alcuni gruppi di donne in un quartiere che realizzano senza circolazione di moneta, però di fatto hanno l'obiettivo di costruire alloggi e lo realizzano, ok? In una logica che manca del tempo, insomma, di scambio, per un valore equivalente alla moneta superiore a quello che tutto lo Stato Senegal riesce a realizzare da parte del governo. Quindi una capacità effettivamente, in maniera invisibile, perché questo non appare, no? Nessuna statistica, di realizzare ciò che serve, in questo caso alloggi. Allora io sto facendo questa premessa perché è importante, secondo me, altrimenti non si capirebbe come sono arrivato a realizzare questo libro, che devo dirvi con tutta onestà, e amo la sincerità, io sono praticamente allergico alla menzogna, non sono mai riuscito a capire il valore della menzogna, che da piccolo cercano meno male di insegnarti quando ti spiegano le bugie a fin di bene, quella roba lì, presente. Io non le ho capite da piccolo, sono quelle cose che se uno non capisce da piccolo, dopo non riesce più. Non sono quelli che non imparano bene la sinistra e la destra, dopo tutta la vita sbagliano i vivi, no? Invece, ecco, io non sono riuscito a capire perché mi sono sempre detto, cioè tutto sommato, se io dico una bugia, perché questa menzogna non venga smascherata, perché sarebbe una figuraccia terribile, ho bisogno di puntellarla con 2 bugie che la sorreggano, la nascondano. Questa a loro volta hanno bisogno di 4 bugie sotto che la nascondono, e questo chiaramente crea un circolo vizioso che va all'infinito, un po' come la droga. Una volta iniziata insomma è difficile smettere, il mio consiglio è non iniziate, se fosse successo per sbaglio di iniziare, a mentire, cerchiamo di disintossicarci, insomma. Ecco, io quindi abborro totalmente la menzogna in ogni sua forma, e tutto l'impegno che io ho fatto come educatore, formatore negli ultimi 15 anni è stato, in parallelo all'azione di solidarietà, un lavoro di ricerca sugli stereotipi, pregiudizi, tutte le disinformazioni che in qualche modo, come diceva anche lui poco fa, condizionano la nostra mente e in qualche modo paralizzano, incatenano soprattutto i più giovani, ma non solo, rispetto alla possibilità di creare un futuro migliore. Quindi io vado anche un pochino oltre personalmente, a rischio di sbagliare rispetto alla logica gramsciana del pessimismo della ragione. Io credo che la ragione ci dovrebbe proprio spingere a essere ottimisti.